Il TG del quotidiano La Nazione Siciliana, notizie della Sicilia in 3 minuti. Schifani, i numeri dei partiti sono quelli elettorali. Schifani risponde a muso duro a Raffaele Lombardo, non basta allearsi per cambiare gli equilibri, i partiti, anche se federati, sono quelli che si sono presentati alle urne, dice Schifani. Quella è la volontà degli elettori e quelle sono le percentuali che rispetterò nell'attribuzione di incarichi di sottogoverno. L'MPA e la Lega, che hanno posto il problema della parità con Fratelli d'Italia e Forza Italia, certamente non apprezzeranno la risposta. La Chiesa conferma niente funerali ai mafiosi. Il vescovo di Acireale e presidente della Conferenza Episcopale Siciliana, Monsignor Antonino Raspanti, nel corso di un convegno a Palermo ha confermato il divieto dei funerali ai mafiosi non pentiti. Nessun dialogo con la mafia, il riferimento resta all'anatema di Giovanni Paolo II nel 1993 e l'omicidio di padre Puglisi. Non basta la denuncia, dice Raspanti, occorre una netta presa di distanza. Speriamo che il messaggio venga raccolto da tutti i parroci siciliani e che la mafia non possa mai più usare l'alibi della fede. 200.000 case in un limbo e un inutile estremismo. Via libera della Commissione Territorio dell'Ars alla sanatoria delle case costruite a 150 metri dalla Battigia tra il 1976 e il 1983 che abbiano presentato domanda di sanatoria nel 1985. La proposta è di Giorgia Assenza, capogruppo di Fratelli d'Italia. Si tratta di oltre 200.000 costruzioni in un limbo burocratico, un'anomalia tutta siciliana. Non facciamo altro, dice Assenza, che rendere applicabile in Sicilia quello che è stato fatto con la sanatoria del 1985 nel resto d'Italia. In Sicilia invece da 40 anni questi immobili restano abusivi ma accatastati, c'è gente che ci vive e paga l'IMU. Andrebbero valutati caso per caso sulla base della sanatoria dell'epoca, ma un inutile estremismo lo impedisce. Minaccia alla sindaca di Montevago. La deputata regionale di Forza Italia e sindaca del comune di Montevago, Margherita Larrocca Ruvolo, ha ricevuto lettere anonime di minacce e insulti. Ovviamente ha presentato denuncia. Nel febbraio scorso la sindaca aveva ricevuto una busta con all'interno 2 proiettili. Di per sé gli episodi sono gravi, ma lo sono molto di più se li si inquadra in un contesto generale nel quale la scelta di un cittadino di fare politica può diventare pericolosa, troppo spesso in mezzo all'indifferenza generale. Un'altra scuola saccheggiata e danneggiata a Palermo. La scuola Madre Teresa di Calcutta di Palermo ha subito il furto di materiale informatico e la distruzione di mobilio e materiale didattico. Hanno danneggiato la sala musica e la sala computer. Non si tratta della prima scuola di un quartiere popolare ad essere danneggiata a Palermo. Occorre aumentare i controlli notturni per difendere le scuole da ladri e vandali. Save the Children e gli svantaggi dei bambini siciliani. Il report di Save the Children, fare spazio alla crescita, evidenzia gli svantaggi dell'essere bambino in alcune città ed ovviamente questi svantaggi crescono al sud e in Sicilia. Riportiamo solo 2 esempi. A Catania hanno lo spazio mensa l'8,9% delle scuole primarie, a Firenze l'86,2%. A Palermo sono a tempo pieno il 6,5% delle primarie, a Milano l'87,8% e qualcuno parla ancora di autonomia indifferenziata. Oggi è tutto. Per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana approfondisci su www.lanazionesiciliana.eu.